TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Prende forma l'Autorità per la Laguna, ente dello Stato a tutela della salvaguardia di Venezia ed ente gestore del sistema MOSE, un'agenzia che deve far convivere tutta l'attività di tutela della città e della laguna con la sua economia e il sistema portuale. A dare l'avvio ufficiale il vicepresidente del Consiglio e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, arrivato ieri pomeriggio a Palazzo dei 10 Savi. A Rialto anche il provveditore per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Tommaso Colabufo, il presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia Roberto Rossetto, la coordinatrice della struttura tecnica di missione MIT Elisabetta Pellegrini e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha aperto la conferenza stampa congratulandosi per il già ottimo lavoro dell'ente che ora ha anche il gravoso e importante compito di gestione del MOSE. Rassicurazione anche sulla legge speciale per Venezia. Il sindaco ha ribadito che servono 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Rimanendo in argomento, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, afferma: a Salvini ricordo che l'Autorità per la Laguna di Venezia è nata nel 2020 per volontà dell'allora governo di centrosinistra e che l'attuale governo è di centrodestra ha impiegato anni solo per farla avviare. Ora auspichiamo che il prossimo traguardo sia la risoluzione della questione dei lavoratori, in modo che l'autorità possa diventare operativa. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti è contento di quanto fatto per Venezia? Buon per lui. Peccato che i veneziani non se ne siano accorti. L'autorità parte in ritardo e l'attenzione del governo Meloni, di cui fa parte per la città di Venezia e per la laguna, si è sostanziata nel corso di questi anni nella miseria di uno stanziamento di 5 milioni per la legge speciale, afferma Martella. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Jesolo, dove intorno alle 20 di ieri, mercoledì 12 marzo, un esemplare di pino domestico posto lungo via Aquileia è caduto spontaneamente sulla carreggiata interrompendo il traffico. Sul luogo si sono subito recati forze dell'ordine e vigili del fuoco insieme a operatori di Jesolo Patrimonio che hanno avviato l'operazione di rimozione della pianta. L'incidente fortunatamente non ha causato feriti né danni a proprietà private. Il sindaco Christopher De Zotti, commentando l'accaduto, spiega: questo incidente dimostra come, pur con un regolare monitoraggio, le piante possono essere soggette a fattori esterni imprevedibili che ne influenzano la stabilità. L'episodio conferma quanto fosse necessario avviare un programma di controllo e sostituzione delle piante a rischio, come quello messo in campo da questa amministrazione contestualmente al suo insediamento. Ci tengo a sottolineare come il piano di monitoraggio e sostituzione delle piante che presentano problemi di staticità rappresenti una scelta attiva e responsabile, nonché una risposta ai tanti che muovono critiche ogni qualvolta tecnici e operatori qualificati decidono di rimuovere un albero che minerebbe l'incolumità delle persone. Voltiamo pagina. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ricevuto ieri a Farsetti Yanis Tereshenko, il militare ucraino che lunedì pomeriggio a Venezia ha salvato la vita a un ragazzo vittima di un accoltellamento. Grazie al kit di pronto soccorso che porta sempre con sé e alla sua prontezza, ha fermato l'emorragia, assistendolo fino all'arrivo dei soccorsi. Il gesto di Yanis è un esempio per tutti, le parole del primo cittadino di Venezia. A lui va il ringraziamento mio personale e quello di tutta la città di Venezia per questo grande atto di umanità, coraggio e altruismo. A Yanis, a tutto il popolo ucraino e agli amici di Odessa rinnoviamo la nostra solidarietà per una pace duratura che garantisca la loro difesa. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.